Sono la professoressa Laura Sticotti, docente di lettere e latino dell'Isis Manzini di San Daniele del Friuli. L'offerta formativa che il nostro istituto garantisce agli studenti è fatta di molti progetti di lungo periodo, ormai consolidati nel tempo, che si snodano nell'ambito di 5 aree. La prima area è l'educazione alla cittadinanza, c'è poi il potenziamento linguistico, il potenziamento scientifico-matematico, l'area dell'inclusione e l'area dello star bene a scuola. Si tratta di progetti realizzati sia da docenti interni del nostro istituto che da personale esterno debitamente reclutato. Si tratta di progetti sia legati alle esigenze del territorio che permettono ai ragazzi quindi di conoscere la realtà intorno a loro, ma anche progetti che ci portano a contatto con esperienze di tipo internazionale e quindi arricchenti per i cittadini del futuro che saranno. La nostra scuola è una scuola abbastanza speciale perché è caratterizzata da ben 5 indirizzi che sono 3 licei, quello scientifico, il liceo delle scienze umane, il liceo linguistico e poi 2 indirizzi tecnici che sono il corso CAT, costruzione, ambiente e territorio, e il corso AFM, amministrazione, finanza e marketing. Nonostante ci siano ben 5 indirizzi, la nostra scuola comunque ha una filosofia comune fra tutti gli indirizzi e tutti i docenti presenti, ovvero quella soprattutto di interagire con il territorio circostante, in particolare per quanto riguarda il mondo del lavoro, dell'imprenditoria, ma anche quello degli enti locali. E poi c'è il secondo lotto molto importante, che è quello che riguarda gli stage invece linguistici, e quindi tutti i nostri ragazzi vanno all'estero per imparare ovviamente in primis l'inglese ma anche il tedesco, il francese e da un po' di anni anche il cinese. Tra le tante attività che il Manzini offre, una molto importante e estremamente fondamentale sono i laboratori. Durante questi laboratori gli studenti possono mettere in pratica le conoscenze che hanno appreso in classe, condividerle con gli altri compagni e con i professori. I prof sono molto bravi in ciò che fanno e riescono a trasmettere agli studenti la propria passione per la materia e per ciò che insegnano. Oltre ai laboratori di indirizzo ci sono anche dei laboratori extra, come ad esempio quello teatrale e musicale, che fanno conoscere agli studenti nuovi mondi riguardanti ad esempio la musica o comunque anche il teatro, nella recitazione, suonare uno strumento. Insomma, conoscere una nuova parte di se stessi anche grazie all'aiuto di altri compagni con cui faranno amicizia durante questi laboratori.